Non mi lasciare. Aiutami. Muoviti, stringi i denti. Non ce la faccio. Fa presto. Non s'apre. Vieni. Monta, monta. Presto. Siamo arrivato. Questa merda non parte. Ma quelli ci beccheranno. Cristo! Non posso lasciarti così. Ti porto da un dottore. No. È inutile. Quando ti beccano così, sei spacciato. Lo sai anche tu. Siamo dei bei duri noi due. Venire a morire qua giù, in Italia. Farsi beccare da una guardia notturna. Che figura da stronzo. Milo, io non voglio finire su di un pezzo di marmo. All'amore. Lo sai, là ti sguardano. Ti tirano le budella di fuori. Sta buono. Ti scongiuro, non lasciarmi. Promettimelo. Giuralo. Toujours un ami quand
Le ho chiamato la macchina. No, facciamo 2 passapiedi. Non è prudente, ingegnere, girare a piedi. È meglio che prendiamo la macchina. Voglio soltanto che arriviamo al drag per farci un buon sandwich. Poi torniamo qui a prendere la macchina per filare all'aeroporto. E così possiamo essere puntuali alla colazione col ministro. Guarda di qua, una foto. Ehi, al micro, ti hanno convocato per l'affare Armacola. Che cosa c'entra Mai questa conosciuto storia? Armacolas in vita mia. Non prendo neanche la sua benzina quando faccio il pieno. Uso solo la Shell. E perché ti hanno convocato? Vabbè, lasciatemi entrare, aspettate che qualcuno me lo dica e forse dopo potrò dirlo a voi. Ce lo prometti? Intanto sentite, passate parola per lo spettacolo che metto su all'Olimpia. Anzi, venite a sentirmi e di quello prometto vi dirò tutto. Bang bang show! La riconosce? Sì, credo di sì. L'ho comprata un paio di anni fa. E poi l'ho regalata a un amico. Il nome? Jean-Daniel Auger. È molto tempo che non lo vede? Ah, sì, è tanto. Eravamo inseparabili una volta. E poi, sa, io ho ingranato col mio lavoro. Ho avuto sempre più scritture, più responsabilità. Ma Jean-Daniel voleva sempre continuare la vita di prima. E bravate, risse stupide. Io invece ho voluto fermarmi prima di trovarmi imputato per qualche ragazzata. E ha fatto bene. Per questo lei è qui in veste di testimone, famoso e simpatico, con migliaia di fans che l'adorano. Anche mia figlia ha una stanza piena di suoi dischi, posters e così via. Mentre Jean Daniel... Ma che cosa ha fatto? Quella moto... Non era stato la guardia del corpo di Armacolas? Sì, ma... Litigarono. Lui fu licenziato e minacciò di vendicarsi. Gli promise che un giorno lui lo avrebbe bucato da parte a parte. Ah, sì, già. E con questo? Sono solamente cose che si dicono. Forse, ma qualche volta si fanno. L'assassino di Armacolas era su quella moto. Abbiamo la descrizione del segretario. L'abbiamo trovata sulla linea ferroviaria Parigi-Lione, a un passaggio a livello incustodito. Così, in quello stato. Jean Daniel è di Lione. Sì, ma lui... l'avete trovato? Oh Gesù, com'è ridotto. Sono sempre così quando vengono investiti da un treno. A volte anche peggio. Se non altro, questo qui è ancora tutto intero. Povero Jean Daniel. Il caso Armacolas è chiuso, e forse anche meglio. L'inchiesta, l'istruttoria avrebbero dato il via a 1000 polemiche, discussioni, accuse. In qualsiasi direzione ci fossimo mossi, ci saremmo sempre trovati qualcuno contro. Meglio così. Bonjour. Bonjour. Treno direttissimo delle 9:45 proveniente da Palermo è arrivato al binario 8 anziché al binario 5. Amici, volete lavoro? Treno direttissimo Ce delle l'abbiamo. 9:45 proveniente da Palermo è arrivato al binario 8 anziché al binario 5.
Ho fatto la lista di quello che dobbiamo comprare. Ora facciamo quella per i regali di Natale che dobbiamo spedire, eh? Dunque. Una borsetta di serpente per zia Carmela, 30.000 lire. Per Lucetta, un cesto col panettone, lo spumante, torrone e cioccolatini. E saranno altre 20.000 lire. Allo zio Nicola, non lo so, anche dei libri sulla caccia. Vuol dire che ci faremo consigliare in libreria, eh? Sì. Pronto? Quando? Va bene, vengo subito. Non dirmi che te ne devi andare. C'è una grana, non posso proprio farne a meno. Ma il direttore non c'è, non è tornato. No, è ancora a Roma. Ma questo era il tuo pomeriggio libero. Dovevamo andare a fare gli acquisti insieme. Non posso farci niente, cara. Comunque puoi fare gli acquisti anche da sola, no? Non mi va di uscire da sola. E invece devi farlo. Ormai sei mia moglie, no? Vivi a Milano. Devi imparare a muoverti da sola. A decidere da te. Facciamo una cosa. Quello di cui sei sicura lo puoi anche comprare. E domani, un altro giorno, andiamo insieme a comprare il resto, d'accordo? D'accordo. Bene. Brava. Però non fare tardi, eh? E lo dici a me? Ma non sei tu quello che arriva sempre quando la cena è fredda? Cercherò di fare presto oggi. Dottor, un pazzo ha rubato un coltello, si è rifugiato dentro l'infermeria e minaccia di suicidarsi. E queste carogne stanno facendo il tifo. Cosa non farebbero per avere lo scandalo? E per questo le ho telefonato, non sapevo che cosa fare. Questa non è vita! Questo è un inferno! Non posso stare qui a marcire! In questa fogna! Voglio lavorare, io ne ho bisogno! Con che la mantengo la mia famiglia? Con che? Non ti avvicinare, se no m'ammazzo! Pezzo di fisso. Se ti ammazzi che mangiano i tuoi figli? Credi che qualcuno te li manterrà? Cos'è, sei un giapponese? Rispondi. C'è una cosa che dovresti sapere. Solo i giapponesi sanno usare una lama su loro stessi. Dammi qua. Tu non sei un giapponese. Dammi quel giocattolo, non sapresti che farci. Lasciatemi! Lasciatemi! È pazzo, sbattiamolo in manicomio. No, non è pazzo. È ubriaco. Controlla l'alcol dell'infermeria. Anna? Pronto? Sei il fottuto vice direttore del carcere. Chi è? Sta zitto e lascia parlare noi. Abbiamo rapito tua moglie fresca fresca. Se vuoi rivederla viva, devi fare quello che ti diciamo noi. Nel tuo carcere c'è un nostro amico, si chiama Melon Ruiz, del Zocaccio, matricola 3274. Trova il modo di farlo uscire, se no tua moglie non la riconoscerai neppure il giorno del giudizio universale. Prendere o lasciare. Pronto? Pronto? Pronto, polizia? Chi parla? Qui polizia, chi parla? Chi parla?
Ruiz Milo, di Ruiz Pablo e di Duran Jean, nato a Casablanca il 16/4/1946. Fuggito dalla legione straniera nel 1970. Ha un passaporto italiano. Arrestato in attesa di giudizio per tentata rapina, compiuta insieme a un complice tuttora irreperibile. Buonasera, direttore. Che tipo è Milo Ruiz? È un duro, ma si fa i fatti suoi. Se decidesse di organizzarsi sarebbero cavoli amari qui dentro. Voglio vederlo. Ruiz, alzati e butta la sigaretta. Stavo sognando Raquel Welch. Un attimino ancora ce l'avrei fatta. Va fuori e lasciami solo con Ruiz. Poi vedi. Prego, s'accomodi. A me piace ricevere gente. Faccio conto di essere a casa sua. Chi sono? Chi sono i tuoi amici? Con chi sei in contatto? Voglio i nomi dei tuoi amici. Io non ho amici. Io non ho più amici. Chi vuole farti uscire? Chi vuole farti uscire di qui? Sarà il mio avvocato. Sì, sarà sicuramente il mio avvocato. O qualche onesto cittadino che crede ancora nella giustizia. Tanto tutti lo sanno che io sono vittima di un errore giudiziario. Io non ho fatto niente. Sono pulito come un bambino in fasce. Portamelo in ufficio. Chi? Ruiz? No, quell'altro. Chi sono gli amici di Ruiz? Con chi era in contatto a Milano prima che lo prendessero? Va bene. Ma lei mi farà rimanere a Milano? Se parli non ti muovi. Milo è stato poco qui in Italia. I colpi li ha fatti con un amico, ma non ha mai detto né come si chiamava né che fine ha fatto. Era un siciliano? No, francese. Venivano dalla Francia tutti e due. A chi si appoggiava? Con chi era in contatto? Per quanto ne so io, con nessuno. L'unico nome che gli ho sentito fare è stato il Grappa. Sente, poliziotto, finiscila di andare in giro a fare ricerche. Non ce l'hai tanto tempo. Tira fuori Milo Ruiz dalla galera e presto, altrimenti va a finire che ci incazziamo. Fa un bel saluto a tuo marito. Digli quanto stai bene. Vito! Aiutami, Vito! Amore! Aiutami! Hai sentito? Pare che tua moglie si è stufata di noi. Noi ci siamo stufate di te. Vedete sbrigare. Sta lontano dalla polizia. Se le fate qualsiasi cosa, io non vi denuncio, io vi ammazzo.
Vi ammazzo, dovessi darvi la caccia fino in capo al mondo. Ora state bene a sentire. Mandami Milo Ruiz nella saletta dei colloqui. Sì, dottore. Per favore, portate subito qui Milo Ruiz. Grazie. Chiudi la porta, che nessuno entri finché non chiamo io. Ora hai la possibilità di evadere. Chiedi la visita medica e sta pronto per le 8, quando c'è il cambio del turno. E cerca la strada del ministro di Dio. Ruiz. Meglio che ti fai una bella dormita. C'è l'ordine di farti le lastre domani mattina presto. Fammene stampare 1000 copie. 18-24 per le mie ammiratrici. Suo figlio in roccia. Ah, buonasera, dottore. Cercavo proprio di lei. Buonasera, maresciallo. Che cosa c'è? Sa, è successo uno dei soliti incidenti. Un detenuto è caduto per le scale. Accidenti, l'avevo detto che conveniva metterci una moquette. Si è fatto molto male? No, non credo. Comunque è bene preparare la sala raggi per domani. Il detenuto si chiama Milo Ruiz. Va bene, lo può accompagnare domattina a qualsiasi ora. Ah, grazie, dottore. No, anzi, è meglio che lo porti dopo l'orario di visite. Maresciallo! Che cosa vuoi? Visto che domani mattina devo fare le radiografie, vorrei essere pulito. Mi manda al cesso. Maresciallo Fantuzzi! Maresciallo Fantuzzi!
Sali! Sta attento, se provi a squagliartela ti spacco le gambe. È nel mio diritto. Mi ha fatto uscire perché le mancava la cattura di un evaso per avere la promozione. Vai là dentro e chiama i tuoi amici. Digli che sei libero e che io non ti mollo finché non mi ridanno mia moglie. Dai, muoviti. Ma io non so a chi telefonare. Sta a sentire bene, carogna. Io mi sono tenuto ai patti. Adesso dammi i nomi dei tuoi amici o quanto è vero Dio ti faccio scoppiare la testa. Ma io non lo so chi sono. Non potevo saperlo. Non lo so! Perché diavolo sei stato al gioco allora? Ho sentito che c'era qualcosa nell'aria, che c'era una possibilità. Ma che cazzo dovevo fare io? Prova a pensare. Sforzati. Devi dirmi chi dei tuoi amici può aver organizzato una simile trappola. Figurati se non ci sto pensando. Soltanto che io non ho amici così da queste parti. L'unico che avevo l'ho seppellito io con le mie mani. Comunque, se c'è qualcuno che mi ha fatto uscire, che ha fatto tutto questo casino per farmi uscire, vedrai che prima o poi sarà lui a farsi vivo e prima mi lasci andare, prima rivedi tua Intanto resti con me. Bella compagnia. Ci faremo un sacco di risate. Ah, magnifico. Sembra d'essere al Georges V. Te lo sei fatto con i tuoi risparmi o l'hai vinto alla lotteria? Sta zitto. Senti, io se non parlo m'addormento. Certo che sei un gran paraculo, eh? Chi penserebbe di cercare un evaso in casa del vice direttore del carcere? Sta zitto! E allora spegni la luce che ho sonno. Non provarci più. Giuro che la prossima volta ti addormento per sempre. Ora siediti. Siediti! Che cosa sei venuto a fare a quest'ora? Dottore, io le sono affezionato assai. Lei ha sempre fatto molto per me, ma ora sto per passare un grosso guaio. Troppo grosso, mi creda. Che stai cercando di dirmi? Milo Rui si è evaso mentre lei mi chiamava a rapporto.
Mi hanno già fatto un sacco di domande, ma io non ho parlato. Non ho detto una parola. Ma se domani mi sbattono sotto commissione disciplinare, mi dica come faccio a giustificare che mi ero assentato dal posto. E di la verità, che ti avevo chiamato io. Ma lei non era in ufficio e allora indagheranno su di lei, sui colloqui che ha avuto con Ruiz e su tutto il resto. Io non ho niente da nascondere. Pronto? Allora, sbirro, hai fatto uscire Milor Ruiz? Sì. Bravo, sbirro. Ora devi solo consegnarcelo. Alla vecchia fornace, al 15° chilometro della Paullese, tra 2 ore. Non fare scherzi e vieni solo. È un ordine. Hanno rapito mia moglie. Per obbligarmi a fare evadere Milor Ruiz. Mi serve un po' d'aiuto e un po' di tempo. Per acciuffare quelle carogne e sbatterle tutti quanti in galera. Sì, certo. Mi voglio pigliare di nuovo la soddisfazione di prendere un delinquente. Le do una mano. Sarà come quando eravamo insieme al commissariato. Ne abbiamo messe di manette, vi ricordate, dottore? Sono loro. Non si fidano. Hanno paura che hai avvisato la polizia. Scopa dubbiosa. In gergo è così che si chiama, scopa dubbiosa. Fino a quando non è tutto pulito non si espongono. Ci hanno fotografati. Adesso sanno che siamo noi. Sta zitto, delinquente. Lo conosci? No, mai visto in vita mia. Lascia andare Milor Ruiz. Mandalo qua. Lasciate prima mia moglie. Non è venuta con noi, troppo rischio. Io da parte mia ho già rischiato anche troppo facendo evadere un delinquente. Sono stato ai patti. Adesso rispettateli voi. Milor Ruiz non lo mollo fino a quando non riavrò mia moglie. Non abbiamo istruzioni in questo senso. Allora ve le do io le istruzioni, carogne. Andate a prendere mia moglie. E portatela qui entro un'ora, altrimenti vi giuro che domani mattina risbatto dentro il vostro amico. E non crediate che a voi non vi trovo. Dovessi rivoltare tutto il fottuto paese come un calzino, io ve ne trovo. Statene certi. E mandalo via. Ti faremo avere la risposta fra un'ora. Adesso via, vattene via! Non vogliamo correre il rischio che ci vieni dietro. Mollami, lasciami andare. E ti do la mia parola che ti ridanno tua moglie. Ci penserò io. Non credo alla parola di un delinquente. Tu sei l'unica mia garanzia.
Solo Fantuzzi. Sì, la chiamo da un telefono vicino a dove stanno loro. Comunale Paullese, sì. Sì. Sono in un mulino su questa stessa strada, al numero 48. Che tempo fare? Pronto? Quel porco di tuo marito ha avvertito la polizia. No, vi prego, no, lasciatemi, no, che cosa volete farmi? Pietà, no, no. Fermi! Come osate agire senza mio ordine? Hanno scoperto il nascondiglio. Non sono stati ai nostri patti. Se loro avevano scoperto il nascondiglio, era vostro dovere trovarne un altro. Non vi avevo dato ordine di uccidere. Io non li spreco i morti, come fate voi. Come al solito vedo che mi hanno informato assai male. Non siete dei professionisti. Oramai è troppo tardi. Dobbiamo farla sparire. Toglierla di mezzo. No. Siete voi che dovete sparire. Prendete il primo treno e tornatevene al paese. Il vostro lavoro è finito. La ragazza resta con me. Adesso il gioco lo porterò avanti io. Il rischio è mio. Vedete che non restino tracce in giro, quindi ripulite tutto per bene e poi filate. Ora scriverai 2 parole a tuo marito. Una frase qualsiasi, solo per fargli capire che sei viva. Una cosa almeno quei siciliani l'hanno fatta. Ti hanno messo nello stato d'animo giusto. Adesso sono sicuro che farai la brava. Mettiti un po' in ordine. Andiamo lontano e dovremo muoverci in mezzo alla gente. Guardi che non si può toccare il corpo prima dei rilievi, eh? È un suo parente? Lo conosceva? Ah, l'hanno trovato qui, probabilmente investito da un pirata. Però all'incidente non ha assistito nessuno, non ha documenti, non abbiamo idea di chi possa essere. Sarà stato un vagabondo, un ubriaco, su nomi. Era un brav'uomo. Meglio di voi. E molto meglio di me. Sono quelli della stradale che vengono a prendere i rilievi, ce lo dica loro.
Non sono pratico di rebus, mi fanno venire il mal di testa. Hanno ammazzato un povero Cristo solo perché tu potessi scappare. Ma giuro su Dio che se non ti decidi a dire quello che sai, io ti sventro. Ma non ti incazzare! Con un po' di grazia io sono pronto ad aiutarti. Che significa questo? È il nome di un francese che vive qui a Milano. Come si chiama? Joe Lecorse, insegna francese in una scuola di periferia. È un amico tuo? No, è uno che dà informazioni fuori dal giro. Allora sai chi ha messo su tutto questo? Avanti, parla! Io non ne ho idea. Ma lui sicuramente ce l'avrà. Mi dispiace, ci deve essere uno sbaglio. Io non ho mai visto questo giovanotto. Basta, Joe, falla finita. Sta a sentire, se hanno fatto il tuo nome è perché io dovevo venire qui da te. E adesso mi dici immediatamente quello che sai, altrimenti lo sbirro ti scardina la scuola. Io non capisco di che cosa stiate parlando. Se però si tratta di una minaccia, vi consiglio di andarvene. Altrimenti chiamerò la polizia. E chiamala. Chiama la polizia. E che cosa gli dico? Che è arrivato un evaso qui nella mia scuola, accompagnato dal direttore che si è occupato di farlo scappare? E allora falla finita. Mi hanno detto di darti questo. Guarda tu, forse riuscirai a capire di che si tratta. Dai, sbirro! Difenditi! O sei capace di menare soltanto quelli che abbozzano? Forza, poliziotto, difenditi! Ho ancora le manette io! E a te piace menare i carcerati, eh? Dai, sbirro! Prendi le chiavi delle manette. Sono nella tasca destra della giacca. Ti aspettano a Parigi, ma non pensavano che riuscissi a sganciarti dal poliziotto e hanno portato sua moglie con loro. Ora devi sistemare la cosa. Lui ormai sa troppo. Non hai altra scelta. Che ti prende? Non dirmi che è la prima volta che uccidi un uomo. Non dirmi che sono il primo. Zitto! Su, fammi vedere. Coraggio. Che cosa aspetti a sparare? Ho visto tanti assassini. Ma mai nessuno nell'attimo in cui lo diventava. Sta zitto! Sta zitto! Se non ti ammazzo, che fai? Vai alla polizia. Io voglio mia moglie. Pagherò il mio conto solamente dopo, alla società, alla giustizia, tutto insieme. Tu credi alla legge come i bigotti credono alla confessione. Fanno tutto quello che vogliono per 6 giorni e il 7° vanno a regolare il conto. E me? Cercherai di riportarmi dentro?
Pulirai la tua coscienza sulla mia pelle. Io voglio mia moglie. Aiutami a trovarla. E ti dimentico per sempre. Ok, poliziotto. Hai tanto da imparare dalla vita. Io ti farò da maestro. Andiamo. Hai visto la targa? È la macchina mia, la possiamo anche prendere. Mi piacerebbe chiamarmi un Assis, ma anche se è un Rockefeller va bene lo stesso. Con qualunque nome la tua faccia sul passaporto vale 300.000. E l'Atter chi l'è? Ah no, quella è una persona per bene. Ah, allora vale di più. 500. E dove li prendo io tutti questi soldi? E lo domandi a me. Qui o mi fai rapinare un paio di benzinai o tiri fuori i tuoi risparmi. Infatti stiamo arrivando a casa mia. Quando corri in viaggio, la sì, perché l'Inter non ha mai... Ehi, amico, impari presto. Se ci mettiamo in società facciamo Bonnie e Clyde. Ti rendi conto che cercano anche me ora? Non pensarci. Il brutto sono i primi anni. Poi uno ci si abitua. Con questa storia delle bombe la città è in stato di assedio. Si aspettano certamente che tentiamo l'uscita con un passaporto falso. Bisogna trovare un'altra strada. Qualcosa che loro non si aspettano. Il problema è quale? L'unico posto tranquillo per i pesci è vicino al cacciatore. Perché il cacciatore non pesca. E per sfuggire al cacciatore l'unico luogo tranquillo per la lepre è vicino al pescatore. Forse ho il posto giusto. Seguite quella bella figliola. Dicono che i giochi senza frontiere li ha inventati lei. E tu perché scappi? Non scappo, me ne vado. Poi ritorno. Ormai non c'è più un posto dove scappare. Comunque se c'è da aiutare qualcuno, lo faccio. E ci riesci? Qualche volta. Speriamo che questa sia una di quelle. E a me non domandi perché scappo. Forse è meglio che non te lo domando. Eccola. Salve. Ciao, ciao. Venite. Ciao. Potete salire intanto? Sì. Ciao, sei Oggi Cristina? Vado di là? Sì, vai pure. Ecco, ci siamo tutti, mi pare. Buonasera. Il pieno. Va bene. Come va? C'è una sigaretta. Sì, Abbiamo visite. No, fiammifero.
Ehi, guarda quelli del camioncino. Dammi la segnaletica. Che facciamo? Ok. Sì, aiutami. Sì, sono loro. Salite! Fermo! 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 Se non ci leviamo da qui siamo fregati. Infilati nel bosco. C'è mancato un pelo ieri sera. Se penso che ho rischiato di uccidere un uomo, uno che si guadagna il pane come me, ma in quel momento l'ho fatto senza rendermene conto, senza neanche sapere perché. Io t'ho visto mentre guidavi. Eri soddisfatto di te stesso, soddisfatto del tuo occhio, soddisfatto perché stavi rischiando grosso. Ah, io me ne intendo, sai. Stai andando molto forte. Ma non potevi trovare qualcosa di meglio che fare lo sbirro? E tu non potevi fare niente di meglio che il delinquente? Eh no, delinquente io ci sono proprio nato. Una specie di vocazione. Ma che fai? Dai, andiamo. Dai, ragazzi. Lo so che la proprietà privata è sacra in Italia, ma siete il caso che questa è casa mia. Anzi, si accomodino. Attraversiamo di corsa la pianura. Via! Sono francesi. Siamo in Francia, finalmente. È la polizia! Disperdetevi! Vattene, scappa da sola. Se mi devono prendere, è meglio che tu non sia con me. Ma io ti voglio rivedere. Sì, ci rivediamo a Parigi. Io ho un lavoretto da sistemare. Via, Ma verrò a cercarti! Verrò io! Ciao, bella! Le bien et le mal se ressemblent et le ciel s'y laisse prendre. Un ami reste toujours un ami quand la vie n'a plus d'amour. Depuis toujours ma prière c'est d'avoir sur terre, au dernier soir de ma vie, la main d'un ami pour dire adieu à la vie,
les yeux d'un ami. Stop! Coupé! Ça suffit comme ça! Quando l'ho incisa pensavo a te, a Jean Daniel e a tutti gli amici di un tempo. E quanto ci hai guadagnato? Un amico resta sempre un amico. Ma a proposito, come mai sei qua? Ti credevo in gabbia. Grazie a te, amico. Se la rimpatriata è finita, parliamo di cose che mi riguardano. Calma, verrà il tuo turno. Ma chi è quel tipo grigio? Ora te la fai anche con i beccamorti? Senti, Al, facciamola finita. Mi sono rotto ad avere un poliziotto attaccato al culo. Ridagli sua moglie e chiudiamo l'affare, eh? La moglie di uno sbirro. Mai coperta. Oh, questo se gli girano le palle ti sfascia tutta la baracca. Ma di che diavolo stai parlando? Al, piantala adesso. E ascoltami bene. Qualcuno si è portato via la moglie di questo poliziotto per obbligarlo a farmi evadere. E Joe LeCourse mi ha detto di venire da te. Se hai paura di parlare perché c'è lui, non preoccuparti. È incastrato molto peggio di noi ormai. Andiamo. Ma chi altro si sarebbe dato tanto da fare per me? Io ho avuto solo due amici, te e Jean Daniel. E adesso che Jean Daniel è morto, ci sei rimasto soltanto tu Chi che... ti ha detto che Jean Daniel è morto? Hai visto altre persone qui a Parigi? E chi doveva dirmelo? Lui stava con me a Milano. Si è beccato 2 colpi in una rapina. L'ho seppellito io sotto un cumulo di sassi. Non voleva finire alla morgue. Tu stai scherzando? Jean Daniel era in Francia ed è morto sfracellato da un treno mentre scappava dopo aver ammazzato il suo ex principale, Armacolas. L'ho riconosciuto alla morgue e la moto era quella che gli avevo dato io. Ma che cosa dici? Sei matto? Jean Daniel non ha mai ucciso nessuno. Chi hai riconosciuto? Lui! Perché era Jean Daniel? L'hai guardato bene. In faccia. E allora è meglio che vai alla polizia. Di che ci sono 2 Jean Daniel. Dissotterriamoli e vediamo chi riconosci. Ma che sei venuto con l'intenzione di incastrarmi? È un ricatto. Che cosa vuoi? Soldi? Tieni, piglia questi e poi sparisci. Piano marchettaro, ma chi ti credi di essere? Il tuo riconoscimento di Jean Daniel era un falso e ora sei nella merda fino al collo. Chi ti ha ordinato di farlo? A chi hai pagato la cambiale? Ora esce fuori mia moglie. Vi giuro su Dio che vi faccio a pezzi. Tu ci sei dentro. Quindi datti da fare. Capito? Ti do 3 ore di tempo, non di più. E bada che passano presto. Complimenti. Sono questi i tuoi amici, eh? E questa è la gente di cui dovevo fidarmi. $250 milioni. Beh, non sono molti e una casa musicale non si sa cosa può rendere se è bene amministrata, certo. Scusi un momento. Prego. Senti, ci sono 2 ragazze nuove. Vieni. Ciao. Come va? Salve. Dammi pure. Sei libera stasera? Per te sì.
Ecco, generale, questa ragazza fa proprio per lei. Non posso più restare. Devo andar via. Ma perché? Che cosa è successo? Disdici tutti i miei impegni e rimedia tutto il contante che puoi. Trovami un contratto, dove non mi interessa, purché io possa andare molto lontano e tra qualche ora aver lasciato Parigi. Non sarà facile. Arrangiati, non perdere tempo. Ehi! Vattene, stronza! Nervoso? Qualcosa che non va? Ho dei guai. Voglio andar via. Non posso dirti perché. Aiutami. Consigliami un posto dove nessuno possa trovarmi. Se lo trovo io un posto per te, ci sarà già uno di troppo a saperlo. Sono io quello da cui cerchi di scappare. Ma cosa vuoi dire? Sono stato io a far evadere Ruiz. Ho dato ordine io a Joe LeCourse di mandarlo da te. Scappare non ha senso. È tutto così semplice. Ci segue da troppo tempo. È quel fottuto di Al che ce li ha messi alle calcagne. Ha paura che andiamo a denunciarlo. Quelli ci stanno tenendo sotto tiro come a Luna Park. Fingiamo di separarci. Tu parti con la macchina, vedrai che seguiranno me. Poi fai marcia indietro e mi ritorni a prendere qui. Chi seguiamo? Milo. Allora, che cosa ti ha detto Milo Ruiz? Non avevo idea che c'entrassi tu. Perché lo hai mandato da me? Era tuo amico. Con te avrebbe parlato. Io non voglio entrarci più in questa storia. Non capisco perché vuoi per forza mettermici in mezzo. Perché ci sei già. Hai riconosciuto un cadavere che non era quello giusto e lo sapevi. È con storie così che ti sei fatto un nome. Sei diventato qualcuno perché sei stato imposto, perché eri dei nostri. E noi ti facciamo scomparire quando non lo sei più. Voglio sapere che fine ha fatto Jean Daniel, solo questo. È morto. Milo l'ha seppellito sotto un cumulo di pietre. Voleva che il corpo non fosse ritrovato. In Italia, vicino a Milano. Allora tutto è a posto adesso. Non possono trovarlo laggiù. E Jean Daniel resterà il colpevole della morte di Armacolas. Le indagini su quell'assassinio non devono essere riaperte. Ma c'entri anche tu? Fino a che punto? Non fare domande. E non cercare di vedere cosa c'è al di là del buio. Tu devi rispondere a me. Io invece solo a chi si trova dietro di me. Già.
Sì? Senti, brutto stronzo. Hai finito di farci seguire? Adesso tu mi dici tutto quello che sai. Oh, quanto è vero, Dio, mi scordo che sei stato un amico. Non t'arrabbiare, Milo. Mi dispiace di quello che è successo. Ma ora è tutto sistemato. Ah sì, la questione è risolta. Dì a quel poliziotto che se vuole uno scambio all'americana dovete andare tra un'ora a Place Belleville. Così gli ridanno la moglie. E poi appena te lo sei tolto dalle palle, vieni a trovare. Ti conservo la migliore. Va bene. Hai visto? Ma stai tranquilla. Di che cosa hai paura? Certo, non di me. Sono solo venuto a prendere questo. Voglio farlo sistemare. Non puoi uscire così, non a Parigi, non con me. Dove volete portarmi? Sembra che ci sia un turista in più in città. Tuo marito è qua. Che cosa volete fargli? Abbiamo un appuntamento. Tutti insieme. Tu continui a non fidarti. Eppure certe cose si arrangiano così. Io insisto che è una trappola. Se no avrebbero chiesto garanzie. Forse me le chiederanno dopo. Ma se non ti fidi, perché sei venuto? È l'unico modo di sapere se mia moglie è ancora viva. Sei un povero uomo. Andiamo, hanno portato tua moglie. Fa questo scambio e facciamola finita. Aiutatemi! Portatemi in ospedale! Io non c'entro niente! Vi prego! Portatemi in ospedale! Non lasciatemi qui! Io l'ammazzo! Giuro che l'ammazzo, quel maledetto figlio di puttana! Abbiamo sbagliato. Tutto sbagliato. Quelli ti hanno fatto evadere soltanto per ucciderti. Basta, sono stufo. Che schifo. Riporto alla polizia e lascio tutto in mano a loro. No, è inutile. Se mi porti dentro ammazzano tua moglie. E in quanto a me, troveranno il modo di uccidermi prima o poi. Dobbiamo regolare la cosa noi, da uomini, insieme. Portami dal Nico. Portami dal Nico!
ce la farai mai. Guardati. Dove abita la ragazza? Quella della frontiera, dove sta? No, teniamola fuori lei. Ma dobbiamo nasconderci da qualche parte. Ci daranno la caccia dappertutto e se la polizia ci trova con questa fottuta macchina rubata piena di colpi, siamo fregati davvero. Su, dove sta? Place Fürstenberg 6. Come sei carina vista da qui. Fallo ancora. Oh, Dio mio, com'è lontano. E com'era bello. Come ho potuto dimenticarlo? Strano che mi ritorni tuttora. Bellissimo. Grazie, amico. Vito Cipriani, stammi a sentire, piccolo verme. Non potrai più dire che tu non c'entri questa volta. Dì a quel figlio di puttana che quando lo incontro lo rovino! Gli spacco il cervello! Non è colpa mia. Dillo a Milo che io non lo sapevo. Non è mia la colpa. Basta con le chiacchiere. Adesso so perché avete fatto evadere Milo. So che cosa volevate sapere. So anche che lo volevate uccidere, ma adesso io dico basta. Se non mi ridate mia moglie entro mezz'ora, io vado alla polizia, capito? Va bene, d'accordo. Ora sei tu che sei il più forte. Dacci Milo e noi ti ridiamo tua moglie. Io con voi altri non tratto più. Rivoglio mia moglie e basta. Vieni a prenderla. Lei sta qui. No, non mi fido. Ti fiderai di lei. Vito, dicono che sono stanchi di tutta la faccenda. Mi lasceranno andare se tu non li denunci. Se tu puoi aiutarmi, per favore aiutami. Ti prego. Non resisto più. Voglio tornare da te. Anna, non aver paura. Non potranno più farti del male, te lo giuro. Tra poco è finita. È proprio quello che vogliamo anche noi. Vieni a riprenderla e poi via. Vattene. Voglio riparlare con lei. Ehi, se ti ridanno tua moglie, che fai? Poliziotto, mi consegnerai a loro! Farete quello che vi pare. Distruggetevi fra voi, ammazzatevi come bestie. Io me ne frego. Voglio uscire da questa fogna e dimenticare che esisti.
Sua moglie adesso è molto lontana, signor Cipriani. Queste sono fotocopie. Gli originali sono in mano di persone che aspettano solo un ordine telefonico per registrarli e farli diventare operanti. Qui, viste le prove che sono state fornite e sentiti i testimoni, sua moglie è accusata dell'omicidio di Al Nicot. Qui, ricoverata in clinica psichiatrica, ne viene registrato il suicidio per una dose eccessiva di eroina. Questa la interesserà. Non c'è nessun nome. Qui sua moglie non esiste neanche per noi. È una qualsiasi giovane donna libera, venuta a Parigi con il marito per una vacanza che comincia domani. Non deve che scegliere. Sei un maledetto bastardo. Sei incastrato, sbirro. Non ti resta che accettare le mie condizioni. Al Nicot ha finito la sua parte. Su di lui è calato il sipario. Posso far apparire la sua morte come accidentale e tu potrai riprendere tua moglie e sparire. Ma prima devi dirmi dov'è Milo Ruiz. Volete ucciderlo. Voi volete ucciderlo. E tu non puoi farci nulla. Non puoi fermare l'ingranaggio. Dov'è Milo Ruiz? Diventerei complice in un omicidio. Allora, fallo tu. Uccidilo tu, da uomo. Milo è condannato comunque, non ha scampo. Non c'è posto dove si può sfuggire quando si sa qualcosa della morte di uno come Arma Colas. Meglio essere ucciso da un amico. Meglio morire come un toro nell'arena che finire al macello. Milo lo capirebbe e lo farebbe. Forse, ma io no. Eppure, tutto si sistema solo se uccidi Milo. Noi avremo la garanzia che tu non parlerai mai e tu quella che noi non abbiamo più motivi per non lasciarti andare. E chi è dietro di me avrebbe la certezza che il caso Arma Colas non sarà mai più riaperto. Diventerei un sicario. Ma no, non lo diventerai. Tu sei un funzionario che ha inseguito un prigioniero evaso e gli spara per riprenderlo. È la tua legge. Vuoi testimoni che dicano che hai agito per legittima difesa? Io posso procurarteli. Vuoi un rapporto favorevole della polizia? Posso fartelo avere. No, non è vero! Sei soltanto un delinquente. Non puoi fare tutto questo. Signor Cipriani, io ho alle mie spalle gente così potente che può stritolarti, distruggerti per 1000 generazioni. Pensa molto bene a ciò che farai. Ricordati che errori non puoi permettertene.
Lei non può capire cosa significa per me essere venuto qui. Mi chiamo Vito Cipriani, sono il vice direttore del carcere di Carasco, in Italia. Ho fatto evadere un prigioniero. E sono venuto a costituirmi. Non mi importa ciò che può accadermi, ma dovete aiutarmi. Hanno rapito mia moglie. E solo voi potete salvarla. Hanno rapito sua moglie? Sì. Vuole spiegarsi un po' meglio? Chi? Sa dirmi i nomi o se non altro descrivermeli? No. Ma uno da fare, a casa di Al Nicò, il cantante. L'hanno ucciso. Fate subito qualcosa o uccideranno anche lei. Lo capisce questo? La morte di Al Nicole, ha detto, è un omicidio compiuto dai rapitori di sua moglie. Sì. Secondo le sue dichiarazioni, gli assassini hanno fatto una messa in scena per far sembrare lei il colpevole. Sì. È così? Sì. Eppure a noi la morte di Al Nicò risulta del tutto accidentale. Non è vero, l'hanno ucciso. Collasso cardiaco per eccesso di stupefacenti. È stata trovata la siringa con cui si è iniettata la dose letale. C'erano solo le sue impronte. Che storia è venuta a raccontarci? Stanno cercando di farmi passare per un pazzo, per un visionario, per screditare le mie dichiarazioni. Lo capite questo, sì o no? È possibile che non capite che è tutta una trappola per non farmi parlare, per non far scoprire che ha ucciso Armacolas? Maledetti, io rischio la vita di mia moglie e voi pezzi di fessi state perdendo tempo e non fate un accidente! Basta! Basta. Avete ragione voi. Venga pure avanti. Si accomodi. Io credo alla sua storia, dottor Cipriani. Sono convinto che dice il vero. Ho chiesto informazioni in Italia e sono risultate eccellenti. E mi rendo conto quanto un uomo d'ordine, un uomo con il suo stato di servizio, debba avere sofferto per far evadere un detenuto, un comune delinquente. Evidentemente lei ama molto sua moglie, si capisce. E credo di capire quanto le sia costato venire da noi. Infatti di una cosa siamo certi. Nello stesso momento in cui Milo Ruiz viene a testimoniare, sua moglie viene uccisa. Ed è chiaro che lei si arrestio naturalmente a consegnarci quel Ruiz. Non si può mettere la vita di una giovane donna che si ama sullo stesso piano di quella di un comune criminale. Ho qui la sua deposizione, ma prima che lei la firmi, voglio darle l'opportunità di vedere un avvocato che le prospetti tutti i rischi a cui può esporsi così facendo. Armacolas era un magnate del petrolio, ma non voleva rispettare gli interessi della sua categoria. Continuava a illudersi di poter spostare l'equilibrio, rompere l'ordine stabilito. La società si è dovuta difendere, allontanando dal proprio corpo un elemento di disturbo. Detto da lei, detto così, sembra quasi un'operazione burocratica. Una crocetta in un registro vicino a un nome, non un uomo in mezzo al suo sangue, in una strada. Lei è stato commissario della squadra mobile e ora è vice direttore di una prigione. Mi dica, per lei, arrestare e isolare gli elementi che creano disturbo e nuocciono agli interessi e al benessere della collettività è qualcosa di più di un'operazione burocratica? No, forse non lo è, ma non li uccidiamo però. Questo non può dirlo. Capita troppo spesso a lei e ai suoi colleghi, in tutte le polizie del mondo, di usare un'arma nell'arrestare un criminale, fermare un'evasione, domare una sommossa. E in tante occasioni succede che qualcuno resta ucciso. Ed è giusto che sia così, è inevitabile. In nome della legge, per mantenere l'integrità della società che ha scelto voi per difendersi. Io non avrei problemi a scegliere
tra la vita di un Milo Ruiz e quella di una moglie amata. Avvocato, mi dica una cosa. Lei da che parte sta? Anche se diversamente da lei, sono dalla sua stessa parte. La società ha molti modi con cui si difende, lo fa con la carta da bollo, oppure le sbarre, oppure un revolver. Vito. Ma che è successo? Entra. E tua moglie dov'è? Dove sei stato tutto questo tempo? Se aspettavo te potevo morire dissanguato. Sei andato alla polizia. Mi hai denunciato. Sì, sono andato alla polizia. Ma non per denunciarti. Sono andato a chiedergli di aiutarmi. Mi hanno ascoltato gentilmente. Ma l'unica cosa che ne è venuta fuori è che dovrei aiutarmi da solo. Con queste. Vito, amico mio, ma non hai capito che sono tutti d'accordo? Senti, io in questi giorni ho avuto tempo di pensare. Prima mi bastava muovermi, agire, ma adesso tutto chiaro. Vieni con me, andiamo ai giornali, li denunciamo, facciamo uno scandalo e li rovesciamo tutti nella merda. Non serve a niente. Sbatteremo contro un muro, ma lo vuoi capire che ci troviamo davanti a cose molto più grandi di noi? Vito, viene un momento in cui bisogna scegliere, e forse una sola volta nella vita. Se ti metti in contatto coi giornali, uccideranno te, uccideranno me, uccideranno mia moglie, e che dimostreremo? Ma non capisci che per noi due è questo il momento? Adesso vediamo se siamo uomini o no. E per quanto mi riguarda, questa scelta l'ho fatta. Vito. Vito, guardami. Guardami. L'hai detto tu che sono soltanto un delinquente. Ma questa volta sono disposto a rischiare. Fallo anche tu. Muoviti. Vieni con me. Non serve. Non serve, Milo. Non serve. Oddio, no, fermati. Fermati. Puoi fermarti. Fermati! Non guardarmi così. Non guardarmi così. Durante un conflitto a fuoco è stato costretto ad uccidere l'evaso Milo Ruiz per legittima difesa. Come vede il rapporto che verrà consegnato alle autorità italiane, lei è molto favorevole e sono certo che lei verrà giudicato con benevolenza. Tutto si risolverà con un'inchiesta disciplinare, un provvedimento, niente di più. Tutto rientrerà nell'ordine.
La prego, venga con me. Si chiamava Michel Granier, era un caide della malavita. E lui l'uomo che ci ha descritto? È sicuro di non averlo mai visto prima? Sì. Non è lui. Non è lui l'uomo. Sono più che sicuro di non averlo mai visto prima